Il traffico, una delle più grandi piaghe della Sicilia, come si dice nel famoso film di Johnny Stecchino, è l'attuale profondo disagio che attualmente viene vissuto da residenti e passanti della Via Duomo. Basta che sia presente un evento religioso in cattedrale o nella chiesa di Sant'Alfonso che si crei il caos. Auto impossibilitate ad andare avanti o indietro, che creano ingorgo risolvibile solo dopo che qualche conducente di buona volontà scenda dalla macchina e decida di dirigere il traffico. La causa di tale problema sembrerebbero il doppio senso di circolazione nella stretta curva che introduce proprio alla Via Duomo e i divieti di sosta non rispettati. Infatti quello del posteggio sarebbe il secondo grande problema denunciato dagli stessi residenti, i quali spesso si trovano costretti a posteggiare altrove, dal momento che a sostare in Via Duomo e Piazza Don Minzoni sarebbero anche diverse auto di abitanti di alcune zone adiacenti. L'invito che i cittadini della zona rivolgono all'amministrazione è quello di trovare al più presto una soluzione, perché continuando di questo passo si prospetta un'estate di fuoco a tutti gli effetti.